Due società possono avere lo stesso nome? Dipende. La denominazione o ragione sociale non potrà essere identica a quella di un'altra società ove ciò possa arrecare confusione, il che avviene quando tra le due imprese vi sia anche solo potenzialmente una situazione di concorrenza. In particolare, due imprese sono fra loro concorrenti quando ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze. Innanzitutto, si dicono tra loro in concorrenza due imprese che abbiano il medesimo oggetto sociale, ossia producano gli stessi beni e servizi e si rivolgano alla medesima clientela. Il raffronto deve essere operato tenendo in considerazione le potenzialità di espansione delle imprese stesse. Ad esempio, se un'impresa produce scarpe, è verosimile e fisiologico che si espanda nel settore dell'abbigliamento. In secondo luogo, sono tra loro concorrenti due società che servano il medesimo ambito territoriale. Anche in questo caso bisognerà tenere conto delle prevedibili potenzialità di espansione dell'impresa stessa anche a livello geografico. In conclusione, l'omonimia è ammessa quando l'oggetto sociale e l'ambito territoriale servito sono tra loro diversi. Al contrario, l'imprenditore che per primo abbia scelto un determinato nome per la sua impresa potrà citare in giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese l'altro imprenditore che abbia abusivamente scelto un nome simile o identico, in modo da richiedere la cessazione della condotta abusiva, il risarcimento del danno e, ove possibile, la modificazione o integrazione del nome. Per maggiori informazioni visitate il sito web dello studio e seguiteci su Facebook.